La seduta è aperta. Svolgimento ai sensi... cominciamo con le comunicazioni. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prendere visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presenza seduta. Approvato. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovesse aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Prego, onorevole Lavarbene. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. È la prima volta, caro Governo, nella persona di Assessore Albano, che forse, quindi se lo segni questo intervento, voglio fare un plauso sincero e senza nessun tipo di humor, anzi concreto, perché ieri, martedì 19 settembre, è accaduto un fatto molto importante all'interno della sesta Commissione Sanità. Avevamo presentato, come lei ben sa, Assessore Albano, un disegno di legge importante con l'intergruppo sul fenomeno delle droghe, quindi che riguarda un tema delicatissimo che è quello dell'utilizzo di crack nelle periferie della nostra Sicilia. Noi come Commissione Antimafia siamo andati nelle periferie della Sicilia e ci siamo accorti che c'è un dilagare di questo fenomeno nei giovanissimi 10, 12, 13, 14, 15 anni che fanno utilizzo di crack. Allora nella sesta commissione noi abbiamo presentato questo disegno di legge, se lo ricorderà Assessore, che ci è stato consegnato dalle mani dell'Arcivescovo di Palermo, Don Corrado Lorefice, dicendoci una sola parola: fate presto. L'Arcivescovo di Palermo ci ha chiesto di fare presto. Allora io sono il primo firmatario di quel disegno di legge, ma a onor del vero ammetto con molta umiltà che quel disegno di legge non è stato scritto dalla politica, non l'abbiamo scritto noi. L'hanno scritto le migliori intelligenze del mondo culturale, del mondo civico, del mondo psicologico, pedagogisti, i ragazzi dell'Università di Palermo, presieduta dalla dottoressa Clelia Bartoli, la professoressa Clelia Bartoli, hanno fatto un lavoro meraviglioso e hanno fatto un disegno di legge straordinario che può dare uno squarcio di luce in questo momento di tenebre. Non si faceva nulla da settimane. Ho sollecitato una nota al Presidente Galvagno, al Presidente Laccoto, che non vedo in aula, ma che ringrazio. Ringrazio il Presidente della Commissione Sanità, ringrazio l'Assessore Volo, era presente ieri in Commissione Sanità, e finalmente si è deciso qualcosa di straordinario, di unico, che quel disegno di legge sarà il testo base, il testo guida, la linea guida per dare un forte messaggio, un forte segnale a chi sta lavorando ogni giorno nelle periferie. Allora i tempi saranno quelli. Tra qualche settimana, Assessore Volo, lei verrà convocata in Commissione Sanità, perché bisogna fare un lavoro di concerto, sanità e famiglia, sanità e famiglia. Allora io quello che le prego, caro Assessore Albano, lei è sempre sensibile a questa tematica e la ringrazio, è di fare ancora presto. Io vorrei tantissimo e auspico alla Presidenza che questo disegno di legge possa arrivare in aula entro l'anno. Sarebbe un grande traguardo, sarebbe un grande successo, e ringrazio con tutto il cuore e chiedo alla Presidente che presiede la seduta, se possibile, di osservare un minuto di silenzio, perché proprio qualche giorno fa ricorreva la morte del giovanissimo Giulio Zavatteri, che ha perso la vita a soli 19 anni dopo aver utilizzato crack. Il padre sta facendo una battaglia straordinaria nelle periferie per sensibilizzare l'associazione La Casa di Giulio, e quindi questo Parlamento ricorda Giulio, ma soprattutto che quel sacrificio e quella triste vicenda non possa ripresentarsi in altri giovani della nostra terra. Grazie. Onorevole. Prego.
Continuiamo con i lavori d'Aula. Interpellanza numero 38, rinnovo della Convenzione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 276 del 2003 in materia di copertura sociale e inserimento dei lavoratori svantaggiati. Richiedente l'onorevole Craculici ed altri. Prego. Quale? Non ho sentito bene, Presidente. La numero 38 è un'interpellanza, rinnovo della Convenzione di cui l'articolo 14 del Decreto Legislativo 276 del 2003 in materia di coperture sociali di inserimento lavorativo degli svantaggiati. No. Allora. Sì. Richiesta all'onorevole Sì, Craculici, perfetto. Burtone, Di Pasquale. Ok. Buongiorno Presidente e colleghi deputati. Intanto, se mi consentite, volevo rassicurare il collega onorevole Lavardera e dire che condivido ogni parola di quello che ha detto. È un fenomeno tristissimo che attanaglia la nostra comunità. Conosco in parte l'articolato che è stato presentato, spero che vada in porto quanto prima possibile, ma per quello che quanto riguarda la mia attinenza all'assessorato, alla famiglia e alle politiche sociali, do la mia massima disponibilità. Abbiamo fatto già dei bandi, ne faremo degli altri e sempre torno a ripetere, come ha detto il collega, bisogna non fare presto, correre, perché è un fenomeno devastante che tocca moltissime famiglie, moltissimi figli, moltissimi nipoti. Grazie. Allora, l'interpellanza numero 38 dell'onorevole Antonio Craculici. Premesso che è in vigore fino al 31/12/2023 una convenzione che si basa su un contratto stipulato tra Wind 3 e il Consorzio Sintesi, che prevede specifiche clausole economiche al fine del rispetto degli obblighi convenzionali e clausole normative per la fase di rinnovo o cessazione, come previsto dall'articolo 12 bis della legge 6899 e clausole sociali punto 6.7 del contratto. La Wind 3, con email del 7 marzo 2023, ha richiesto di conoscere la posizione della Regione Siciliana in merito rinnovo di convenzione con soggetto diverso, medesime garanzie per i lavoratori impiegati, assicurando che il loro passaggio alla nuova cooperativa sociale sarà totalmente garantita da Wind 3. A seguito di tale richiesta, il servizio ha rappresentato alla Wind i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo della Convenzione. In particolare è stato rappresentato che il motivo del diniego risiede nel dispositivo e nella ratio della norma di riferimento, la legge 68/99, articolo 11 12 bis, che non prevede il permanere sine die dei lavoratori in formazione all'interno della cooperativa. Ne è prova la circostanza che nel corso degli anni, in tutti gli atti, convenzione e contratto per servizi sottoscritti dalla Wind in qualità di datore di lavoro, la stessa società ha assunto lo specifico impegno ad assumere i lavoratori in quota alla fine della commessa e nel caso di non rinnovo o proroga come nei termini di legge. Con successiva nota, la Wind 3 ha fatto pervenire le proprie osservazioni, rappresentando dal loro punto di vista la possibilità dell'autorizzazione di una nuova convenzione con soggetto diverso e che non sussiste l'obbligo di continuare il rapporto contrattuale in maniera esclusiva con lo stesso soggetto, principio di libertà di impresa, e il loro non obbligo ad assumere. Tutto quanto premesso, stante la rilevanza sociale ed occupazionale e considerato la possibile insorgenza di un contenzioso con la Wind 3 a tutela esclusivamente del diritto dei lavoratori all'assunzione nella corretta applicazione della normativa, è stata richiesta dalla scrivente l'acquisizione dell'autorevole parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.
L'Avvocatura ha reso un primo parere interlocutorio, chiedendo precisazioni e trasmissione di documenti. Successivamente, la settimana scorsa, ha reso il parere definitivo al vaglio degli uffici. Non posso leggere il parere perché allo Stato non è ostensibile ai sensi di legge come da espressa indicazione della stessa Avvocatura e perché il procedimento non è ancora definito con un provvedimento. Diverse forze politiche e sindacali hanno seguito la problematica. Allo stato dei fatti, le notizie di cui è in possesso questo assessorato è che Sintesi ha mandato lettere di preavviso di licenziamento al personale normodotato. Per come è noto a questa Assemblea, i lavoratori normodotati sono allertati di una potenziale perdita del posto di lavoro. Quelli che rientrano nella garanzia assunzionale chiedono l'assunzione presso la Wind, mentre la società Sintesi spera in un ripensamento di Wind per avere l'ulteriore commessa e continuare. Erroneamente qualcuno ha lasciato intendere che la soluzione fosse il rinnovo della convenzione con Sintesi, lasciando permanere lo status quo. Di contro, la stipula di una nuova convenzione con soggetto diverso avrebbe comportato l'applicazione della clausola contrattuale che prescrive l'obbligo dell'assunzione per alcune categorie di lavoratori. Non è proprio così. L'interrogativo è se Wind, scaduta la convenzione, possa stipulare liberamente un'altra con altro soggetto, trasferendo il contenuto della precedente convenzione. Rafforzo il concetto. È possibile autorizzare la stipula di una convenzione con una cooperativa quando nelle clausole contrattuali della convenzione in scadenza è prescritto l'obbligo dell'assunzione da parte di Wind dei soggetti disabili? I lavoratori con diritto all'assunzione presso una società quale è Wind sono disposti a rinunciare a tali aspettative per essere assunti da altra cooperativa? Se l'amministrazione regionale da un lato sta dalle parti delle categorie che hanno diritto all'assunzione, dall'altro non può tenere conto comunque del licenziamento degli altri lavoratori. Per cui occorre una riflessione nella direzione di contemperare gli opposti interessi, tenendo conto che Wind ha dichiarato, cito le testuali parole, che si impegna a garantire la continuità occupazionale e l'integrità del nuovo soggetto e a riconoscere garanzie accessorie a favore dei lavoratori, anzianità e livelli. Aspetto in tempi brevi la decisione degli uffici. Posso solo dire che se la decisione appartiene esclusivamente alla burocrazia, in ragione degli obblighi di legge, il provvedimento finale e il suo contenuto sarà una loro decisione. Se dovesse esserci uno spazio politico sindacale, il Governo farà la sua parte, che non posso anticipare in questa sede per ovvie ragioni di riservatezza del procedimento, per cui chiedo agli interpellanti di pazientare ancora qualche giorno. Grazie, Assessore. Onorevole Cracolici. No, io ringrazio l'assessore. Pazientare, non vorrei però che siamo già oltre i termini, perché se non ricordo male c'era una scadenza che era 31 dicembre. Vabbè, pazientiamo, io mi rimetto in questo senso alla decisione del Governo, sapendo che abbiamo a che fare con un sistema di gestione della procedura per la garanzia occupazionale per le categorie svantaggiate, rispetto alle quali i benefici di legge non sono un diritto assunto da una multinazionale che si rivolge a un soggetto terzo per la gestione esclusivamente dei lavoratori svantaggiati per aggirare le norme sul collocamento obbligatorio delle cosiddette categorie svantaggiate. C'è stata una convenzione, quella convenzione è stata sottoscritta. Io credo che il dovere dell'amministrazione pubblica è che alla fine della convenzione, fermo restando che il Governo dichiara di voler comunque verificare anche una soluzione politica, così come è stata definita, ma la soluzione politica deve partire dal presupposto di un rispetto della norma, altrimenti qualcuno deve restituire
e risarcire, restituendo i benefici ottenuti grazie a quella convenzione autorizzata dalla Regione, nel momento in cui non si ottempera a quanto la convenzione stessa prevede, cioè l'assunzione dei lavoratori dopo un periodo di anni fatto attraverso la cooperativa dei lavoratori svantaggiati. Quindi io mi rimetto e so che il Governo ha seguito questa vertenza con una certa serietà, spero che si mantenga questa serietà fino alla conclusione della scadenza stessa. Grazie onorevole Cracolici. Allora, interrogazione numero 413, ma non c'è dibattito su questo. Prego, onorevole. Una precisazione rapidissima solo per rettificare un minimo, perché la procedura di licenziamento che è stata iniziata rispetto ai lavoratori riguarda tutti i lavoratori, non soltanto quelli normodotati, quindi riguarda tutti i lavoratori ed è propedeutica all'apertura del tavolo di crisi. Pertanto non c'è nessuna diversificazione tra normodotati e disabili, tra l'altro i disabili sono la stragrande maggioranza, però mi sembrava opportuno precisare questo e aggiungo un elemento: oggi c'è stato il tavolo tecnico convocato dal Dipartimento Lavoro al quale la Wind non si è presentata, quindi con uno sgarbo istituzionale rispetto al Governo, al Dipartimento e al Parlamento tutto. Allora, interrogazione numero 413, chiarimenti in merito alle iniziative regionali di politica attiva del lavoro finalizzate all'inclusione sociale e al contrasto della povertà. Richiedente l'onorevole Schillaci. Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Schillaci, con la quale vengono richiesti chiarimenti in merito alle iniziative regionali di politica attiva del lavoro finalizzate all'inclusione sociale e al contrasto della povertà. Il programma GOL si inserisce nell'ambito della missione 5, componente 1 del PNRR, rappresenta il fulcro della riforma delle politiche attive del lavoro, che oltre GOL prevede anche il potenziamento dei centri per l'impiego e il rafforzamento del sistema duale e una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi in aula presso una istituzione formativa e momenti di formazione pratica in contesti lavorativi presso un'impresa o un'organizzazione. L'orizzonte temporale del programma è il quinquennio 21-25. Il programma prevede politiche attive del lavoro da erogare a favore dei beneficiari secondo determinati livelli essenziali delle prestazioni in un processo operativo ben definito. In particolare, il piano di attuazione regionale GOL Sicilia è stato adottato con delibera di giunta regionale numero 83 del 24 febbraio 2022 e rivisto giusta delega attribuita al dirigente generale del lavoro anche in relazione alla intervenuta rimodulazione delle unità di costo standard sino alla versione definitiva del 29/9/2022 approvata da ANPAL con una nota del 30 settembre 2022. I finanziamenti dell'Unità Europea per il PNRR hanno una programmazione orientata ai risultati, innovativa rispetto alla modalità ordinaria di erogazione delle risorse del bilancio nazionale, ma anche rispetto al passato utilizzo dei fondi strutturali europei e sono pertanto legati al raggiungimento di traguardi qualitativi e traguardi quantitativi. Per quanto attiene il target previsto per il 2022, l'obiettivo regionale di numero 64.680 beneficiari da trattare è stato superato con successo, raggiungendo numero 72.777 beneficiari presi in carico e assegnati ai percorsi GOL. Anche con riferimento all'obiettivo di individuare
17.248 beneficiari da coinvolgere in attività di formazione, l'obiettivo è stato raggiunto in quanto i beneficiari attribuiti a percorsi GOL di upskilling si intende la capacità di migliorare, sviluppare e riqualificare le competenze del lavoratore facendogli fare un aggiornamento delle sue competenze, e di reskilling, capacità di un dipendente di acquisire nuove conoscenze e competenze necessarie per svolgere una nuova mansione lavorativa diversa rispetto a quella che svolge attualmente, percorso 2 e 3. A seguito della valutazione condotta dai centri per l'impiego sono pari rispettivamente 15.593 e per il secondo 20.479. La concreta fruizione dei percorsi formativi, scusate il mio inglese, io non lo conosco, upskilling e reskilling da parte dei beneficiari è subordinata all'erogazione dei servizi di orientamento specialistico, cioè l'attività con cui gli operatori stimano la distanza fra le competenze dell'utente e quelle richieste per svolgere un lavoro, erogati dai servizi per lavoro privato accreditati. Avviso 1, numero 2346 del 4 ottobre 2022, verso i quali i centri per l'impiego stanno provvedendo all'assegnazione dei beneficiari. Per il corrente anno l'obiettivo previsto per il 31/12/2023 è rappresentato dalla partecipazione di 107.900 beneficiari al programma GOL, di cui 34.587 coinvolti in attività di formazione e 12.810 in attività di formazione digitale. L'obiettivo regionale di beneficiari presi in carico alla data del 30 giugno è stato di 155.624, superando in maniera consistente il target previsto. Di questi 55.909 il reinserimento lavorativo, 37.133 in upskilling, 54.255 il reskilling e 8.347 il lavoro e inclusione. Terminate le acquisizioni delle convenzioni stipulate con i soggetti esecutori e realizzatori APL dell'avviso 1/2022, sul portale dedicato silabsicilia.it sono disponibili tutte le operazioni relative alle convocazioni e alle prese in carico dei beneficiari. Al fine di conseguire uniformemente i target previsti del PAR GOL ed in ragione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 48/2023, convertito con modificazione con legge 85/2023 in materia di reddito di cittadinanza, assegno di inclusione e supporto per formazione al lavoro, viene data priorità alle convocazioni dei soggetti la cui valutazione ha previsto l'avvio ai percorsi 2 e 3, iniziando dai sottoscrittori di patto GOL dell'anno 2022 appartenente al bacino dei potenziali fruitori del nuovo supporto per formazione e lavoro. Il servizio consente la presentazione delle domande a singoli componenti di nuclei familiari che risultano in possesso di determinati requisiti economici di cittadinanza e di residenza. Riguardo quest'ultimo è stato fornito ai centri per l'impiego l'elenco pervenuto dal Ministero, incrementato di nome, cognome e centro per l'impiego di competenza del soggetto, che viene reso disponibile con i relativi dati, distinti per ogni servizio. Inoltre, considerata l'emergenza sociale in atto, sempre attingendo da tale elenco, si procede alla convocazione di coloro i quali non hanno ancora sottoscritto il patto GOL per effettuare la valutazione, la sottoscrizione del patto e la contestuale scelta dell'APL.
Il tutto fermo restando naturalmente gli ulteriori adempimenti a cura degli interessati per libera registrazione sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, con le modalità dettate dal Ministro del Lavoro. Pertanto gli operatori del Centro per l'impiego hanno iniziato a selezionare i soggetti ricompresi nell'anno 2022 con percorso 102 e 103, a effettuare la segnalazione all'APL scelta per le successive fasi di orientamento specialistico, al termine delle quali presso la medesima APL il beneficiario dovrà operare l'ulteriore scelta dell'ente formativo dove potrà espletare il percorso di formazione o upskilling o reskilling risultante dall'esito dell'analisi appunto che verrà fatto dagli operatori. Per fronteggiare l'atteso afflusso di utenza agli sportelli dei centri per l'impiego, già nel mese di agosto sono stati predisposti sportelli informativi in sinergia con le rispettive sedi provinciali INPS, al fine di fornire le prime indicazioni sugli adempimenti successivi che consentiranno di accedere alle misure alternative al reddito di cittadinanza e limitare il più possibile il prevedibile disorientamento, soprattutto di quella parte di utenza meno informata. Le attività previste per il supporto per la formazione e il lavoro sono agevolate nell'ambito dei percorsi riservati agli utenti del programma GOL, pertanto verranno proposte anche agli utenti con reddito di cittadinanza sospeso o terminato, al termine delle procedure che il legislatore ha previsto per l'accesso a tale beneficio. Le prestazioni sono orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, attivazione del tirocinio, incontro tra domanda e offerta, avviamento a formazione, sostegno alla mobilità territoriale, lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva, supporto all'autoimpiego, servizio civile universale. Inoltre, fermo restando che la disciplina per l'interruzione del reddito di cittadinanza prescrive la presa in carico da parte dei comuni dei cittadini a cui è sospeso il reddito di cittadinanza, l'assessorato che presiedo nelle prossime settimane interverrà con 3 avvisi per una spesa di 15 milioni di euro in attuazione della legge regionale 22 febbraio 2023 numero 2, articolo 26, comma 39 e della legge regionale 13 luglio 2021 numero 16. In attuazione delle citate disposizioni, avvalendosi degli enti del terzo settore riconosciuti ed operanti, è stata disposta l'erogazione di intervento in favore di singole persone e nuclei familiari in condizione di particolare disagio socio-economico, di marginalità ed esclusione sociale, anche con particolare riferimento ai casi per i quali gli interventi già previsti da altre disposizioni risultano inidonei e/o insufficienti. Si tratta di bandi destinati a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà, misure di intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare, azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema, azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento e di esclusione sociale. Nelle prossime settimane verranno pubblicati questi bandi di cui ho parlato. Schillaci. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore. Io naturalmente mi ritengo parzialmente insoddisfatta perché naturalmente ho avuto anche la risposta scritta alla interrogazione depositata tantissimi mesi fa. Mi ritengo parzialmente insoddisfatta innanzitutto nella forma, perché il programma GOL è stato deliberato dalla giunta di questo governo addirittura lo scorso anno, quasi un anno fa, e noi
vediamo le prime mosse di questo programma veramente a distanza di tantissimi mesi, che mosse che hanno mandato in allarme e soprattutto invisibile la maggior parte dei percettori del reddito di cittadinanza, che si sono visti dall'oggi al domani tolta la misura che sosteneva la loro vita essenziale, senza che ci fosse un paracaduta immediatamente disponibile da parte di questo governo regionale, perché stiamo parlando ancora della presa in carico, quando invece noi avremmo voluto sentire che i percettori del reddito fossero già immediatamente immessi in corsi di formazione, di avviamento. Ma io sono poi particolarmente preoccupata anche sui contenuti, perché sui numeri dei potenziali beneficiari soltanto 55.000, cioè molto meno della metà, sono persone che potrebbero essere immediatamente avviati al reinserimento lavorativo, a differenza di tanti altri che invece devono essere formati, a cui devono essere fatti acquisire delle skill, delle capacità che non hanno, e noi questo lo sapevamo, ma a cui è stato comunque tolto l'unica fonte di sostentamento. E che fanno queste persone? L'assessore parla di un programma che va dal 21 al 25, ma noi non ce l'abbiamo questi tempi per poter formare queste persone e soprattutto dargli un'opportunità di reddito. Quindi io ecco perché nell'interrogazione chiedevo cosa il governo sta facendo in attesa di formare, in attesa di trovare un'occupazione stabile a queste persone. Giustamente l'assessore mi riferisce degli avvisi, ma noi degli avvisi della Regione li conosciamo la storia degli avvisi, non ultimo l'avviso 22, che ha visto queste persone, potremmo dire, truffate dal governo regionale, perché oltre danno la beffa non solo non sono stati pagati, sono stati sfruttati, e queste persone per raggiungere i posti di lavoro hanno dovuto sostenere delle spese per raggiungere il posto di lavoro che è stato virtuale, perché soltanto lo 0,1% di coloro che hanno partecipato a questi tirocini poi hanno trovato un lavoro stabile. Ecco perché in precedenti interrogazioni noi chiedevamo un cambio di passo, un cambio di paradigma anche sulla gestione di questi tirocini, e in una precedente interrogazione avevo chiesto all'assessorato al lavoro di conoscere che tipo di intervento il Dipartimento facesse sulle agenzie per il lavoro, che sono coloro che hanno gestito questi tirocini. Agenzie per il lavoro che per proprio l'avviso 22, alcune hanno chiuso i battenti, alcune non hanno portato a termine i percorsi, e quindi quello che noi chiediamo è maggiore serietà in un settore che è particolarmente fragile, con una regione con un tessuto economico veramente svantaggiato e un tasso di disoccupazione veramente elevato. Assessore, io la ringrazio perché lei ha dato una risposta tecnica, ma qua quello che manca è la risposta politica. Noi desideriamo sapere, questo governo regionale, che visione ha nei confronti del lavoro fragile di questa regione siciliana. Grazie. Intervento in commissione. Può chiedere anche la Commissione di intervenire politicamente. Interpellanza numero 40, realizzazione di centri diurni educativi integrati rivolti a giovani con fragilità educative e complicanze psicologiche e psichiatriche. Chi richiede l'onorevole Venezia. Rispondo all'interpellanza primo firmatario onorevole Venezia, con la quale si chiede se nell'ambito del programma in materia socioassistenziale è intendimento del Governo la realizzazione di centri diurni educativi integrati rivolto ai giovani con fragilità educative e complicanze psicologiche e psichiatriche. Ringrazio i deputati per aver posto un problema di grandissima attualità e il suggerimento sul punto.
Informo al riguardo che l'Assessorato, con la collaborazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha predisposto un progetto rivolto proprio alle fragilità educative e alle complicanze psicologiche e psichiatriche. In particolare prevede percorsi di contrasto alla devianza, alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, nonché di inserimento nell'ambito dei programmi di inclusione sociale già esistenti. Lo sviluppo della cultura e legalità come elemento di base per contrastare il rischio di devianza attraverso momenti di aggregazione, il rafforzamento del contrasto e della prevenzione dell'uso delle sostanze stupefacenti, in particolare del crack e del consumo di alcol e di tutte le dipendenze, ivi inclusa la ludopatia, onde favorire l'integrazione dei soggetti minori fragili nella società sana. Il progetto trova copertura finanziaria nella legge regionale 13 luglio 2021 numero 16, disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale, e avrà una ricaduta nei territori delle 4 corti d'appello, che sono i territori a più alto rischio e più esposti alle devianze e dove si sono verificati i casi più gravi. Esso prevede diverse azioni che sono state oggetto di valutazione nei giorni scorsi da parte dell'apposita commissione legislativa. Gli uffici predisporranno quanto prima l'apposito avviso. In sede di avviso certamente verrà valutata l'inserimento della tematica sottoposta all'attenzione odierna, che risponde pienamente alle finalità progettuali. Se gli onorevoli desiderano approfondire tutte le azioni del progetto, gli uffici del competente Dipartimento possono rilasciarne copia o se ne può prendere presso la 5ª Commissione, presso cui è depositato. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore Albano. Il tema che abbiamo voluto porre attraverso questa interpellanza parlamentare è ovviamente di grande attualità. Una quota crescente di adolescenti manifesta forme di disagio e gravi sofferenze psicologiche che risultano purtroppo in crescita, come è noto negli ultimi anni, anche durante il Covid, e si sono acutizzate nel corso della pandemia, appunto. Vorrei citare dei dati che mi sembrano eloquenti. Si registrano più 84% di accessi al pronto soccorso in 9 regioni italiane negli ultimi 2 anni su manifestazioni sintomatiche che riguardano le devianze giovanili, più 147% di minacce di suicidi, più 115% di casi di depressione e comportamenti autolesivi, più 78,4% di disturbi del comportamento alimentare. A questi dati si aggiungono i conflitti fra genitori e figli, i casi di abbandono scolastico. La settimana scorsa con la Commissione antimafia a Catania abbiamo appreso che l'indice di dispersione scolastica a Catania arriva al 25% e l'allontanamento dalla vita sociale. Prendiamo atto che l'assessorato sta portando avanti dei progetti, come lei diceva giustamente nella sua risposta all'interpellanza parlamentare, sul tema e sui progetti relativi alla povertà educativa, alla devianza giovanile, con particolare riguardo al tema drammatico dello spaccio di stupefacenti utilizzati dai giovani. In altri contesti si stanno sperimentando dei progetti innovativi sotto il profilo pedagogico. Uno di questi progetti è stato messo a punto in Lombardia ed è improntato sull'offerta di servizi pedagogici e accoglie in maggioranza soggetti provenienti dalla fascia di povertà educativa, con al proprio interno una sorta di cellula, o più semplicemente di modulo specialistico dedicato alle problematiche psichiatriche. In questo modo le ragazze e i ragazzi partecipanti al progetto sono di fatto inseriti ed integrati in una programmazione educativa più ampia che vede coinvolti altri adolescenti che non presentano le medesime problematicità. Noi chiediamo, Assessore
anche da questo punto di vista, un salto di qualità per affrontare questo tema e per cercare, insieme al mondo delle associazioni, alle istituzioni scolastiche, agli enti locali, ecco, nuove forme progettuali che possono dare risposte più incisive rispetto a un tema che è sempre più dilagante. Prendiamo atto dell'attenzione da parte sua che ha manifestato in più circostanze e con anche la risposta all'interpellanza di oggi. Noi come gruppo parlamentare del Partito Democratico saremo ben lieti di dare il nostro contributo in termini di proposte in tal senso e troverà da parte nostra, ecco, in noi interlocutori attenti e disponibili al dialogo e al confronto. Per queste ragioni ci riteniamo soddisfatti della sua risposta. Allora, interrogazione numero 426, chiarimenti in merito all'assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti presso le amministrazioni regionali, richiesta dell'onorevole Marano. Il riscontro all'interrogazione in oggetto rappresenta quanto segue. Le recenti modifiche della legislazione regionale per favorire l'accesso al mondo del lavoro delle persone con disabilità visive, introdotte con legge regionale 5 aprile 2022 numero 5, permetterebbe di facilitarne l'inserimento lavorativo, avendo imposto all'amministrazione della Regione Siciliana, agli enti pubblici, alle aziende delle stesse dipendenti e vigilati o controllati e gli enti locali della Regione la sola condizione che questi siano dotati di un centralino telefonico, imponendo l'assunzione di almeno un privo della vista abilitato alla funzione di centralinista telefonico, ovvero in possesso delle qualifiche professionali riconosciute equipollenti dallo Stato e iscritti negli appositi elenchi a norma della legge 29 marzo 1985 numero 113 e successive modificazioni. Il Dipartimento Lavoro, con nota protocollata numero 38.755 del 14/12/2022, indirizzata agli uffici periferici, all'Unione Italiana Ciechi e all'ANCI Sicilia, ha impartito le prime indicazioni anche al fine di sollecitare la piena applicazione della norma, invitando i servizi ispettorati territoriali del lavoro e i centri dell'impiego per le parti di rispettiva competenza a vigilare sull'osservanza degli obblighi, in collaborazione pure con le sedi provinciali. Si è potuto rilevare che in diverse realtà provinciali l'azione di sensibilizzazione rivolta alle amministrazioni pubbliche destinatarie della norma in questione non ha prodotto invero gli attesi riscontri in termini né di dichiarazione dei centralini telefonici presenti, condizione necessaria per l'applicazione della norma stessa, né tantomeno di prestazione delle relative richieste di assunzione. L'accertamento delle postazioni telefoniche dotate di centralino previsto dalla legge regionale numero 60 del 76 e della legge 113 dell'85 è stato reso possibile fin quando il servizio di installazione era di esclusiva competenza dell'azienda telefonica di Stato. Ma con la delocalizzazione e soprattutto con l'ammodernamento delle postazioni telefoniche, tale ricognizione è resa più difficile senza la necessaria collaborazione delle amministrazioni pubbliche destinatarie della norma. Specificatamente, rispetto ai quesiti posti, è senz'altro possibile, oltre che opportuno, procedere a una più sistematica e capillare ricognizione di tutte le amministrazioni interessate con tutti i mezzi disponibili di questa amministrazione. Non ultimo, nel caso gli interventi di vigilanza e degli organi ispettivi e procedere, a conclusione dell'accertamento, agli avviamenti, se necessaria anche coattivi, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 60/76 e dell'articolo 6,5 della legge 113 dell'85. Al riguardo,
con apposita direttiva la scrivente ha sollecitato il competente Dipartimento ad avviare ogni utile iniziativa in direzione della piena applicazione della normativa di riferimento, anche interagendo con il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e con il Dipartimento delle autonomie locali, al fine di monitorare le postazioni dei centralisti non vedenti. Onorevole Schillaci. No, onorevole Marano non c'è. Vabbè. Qualcuno si dichiara soddisfatto, insoddisfatto, risponde? Parzialmente. Parzialmente. Ok, grazie. Allora, andiamo all'interrogazione 444, chiarimenti in merito alla circolare esplicativa del Dipartimento Famiglia, Servizio 7, sull'assegnazione di ore di sostegno ASACOM in favore degli alunni con disabilità. Richiedente l'onorevole Schillaci. Interrogazione numero 444 del 2023 dell'onorevole Roberta Schillaci e altri deputati si chiedono chiarimenti in merito alla circolare esplicativa del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali emanate al Servizio 7 con nota protocollo numero 17.194 del 2 maggio 2023 sull'assegnazione delle ore di sostegno ASACOM in favore dei alunni con disabilità. Con l'interrogazione la deputazione interrogante, nello specifico, richiede approfondimenti relativamente alla parte in cui la circolare sembrerebbe suggerire l'adozione del principio dell'accomodamento ragionevole che mal si concilia con l'indicazione espressa dal gruppo di lavoro operativo per l'inclusione che determina le esigenze di ogni studente con disabilità confluenti nel PEI e che invece potrebbe rilevarsi un criterio altamente restrittivo sull'efficienza del servizio, in quanto per determinati utenti fragili potrebbe essere necessario l'impiego contestuale di diverse figure professionali con competenze specifiche non sovrapponibili e interscambiabili. Il secondo punto degli interroganti temono che tale orientamento determinerebbe la compressione del diritto degli studenti delle scuole ad usufruire di un servizio fondamentale volto precipuamente a realizzare l'integrazione e a sviluppare la potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione e nella realizzazione e nella socializzazione. Relativamente al punto 1 si rappresenta quanto segue. La nota con protocollo 17.194 del 2 maggio 2023 emanata dal competente Dipartimento vuole essere uno stimolo a strutturare e coordinare al meglio le risorse necessarie e dovute, secondo la normativa prescritta, agli alunni con condizioni di disabilità, al fine di dare loro una vera inclusione nel rispetto del diritto allo studio e con una visione quanto più vicina possibile alle reali esigenze dell'alunno con disabilità. Occorre fare un distinguo tra l'insegnante di sostegno e l'operatore ASACOM, che sarebbe l'assistente specialistico all'autonomia e alla comunicazione. Il primo è un insegnante specializzato che nel suo percorso formativo, laurea, corso di specializzazione, ha acquisito le competenze per approcciare l'alunno con disabilità, non solo per finalità didattiche, ma tenendo conto del suo profilo psicofisico anche per gli aspetti relazionali e comportamentali. È a supporto della classe e collabora con gli insegnanti curriculari per favorire sia lo studio che gli apprendimenti dell'alunno con disabilità, nonché del suo inserimento attivo nel gruppo classe affinché si integri e possa beneficiare delle stesse opportunità ed esperienze dei compagni,
nel rispetto delle proprie peculiarità, secondo i principi di non discriminazione, di piena partecipazione e pari opportunità, indipendenza e libertà di scelta. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è una figura professionale prevista dagli articoli 42 e 45 del DPR del 24 luglio 1977, numero 616, e dell'articolo 13, comma 3 della legge 104 del 92. Il suddetto operatore è definito anche assistente ad personam, svolge la funzione di mediatore e facilitatore tra lo studente con disabilità e le persone che interagiscono con lui, sia adulti che coetanei. Potenzia le relazioni con l'alunno con disabilità nel contesto scolastico, supporta la sua partecipazione alle attività scolastiche, ne stimola lo sviluppo nelle autonomie personali e sociali, partecipa alla programmazione e alle attività didattico-educative. Entrambe le figure, diverse e non interscambiabili, risultano fondamentali per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Pensare quindi che l'insegnante di sostegno e l'operatore ASACOM possano definirsi specialisti dell'alunno con disabilità e costituire un nucleo isolato per la realizzazione degli obiettivi didattici e di inclusione è quanto mai errato. Infatti l'ASACOM e gli insegnanti di sostegno sono da considerarsi parte integrante della rete scolastica, costituita anche dagli insegnanti curriculari, dai compagni di classe, dai collaboratori scolastici, che dovrebbe essere fatta di relazioni inclusive e dovrebbe estendersi anche in ambito extrascolastico con ripercussioni positive sulla qualità della vita dello studente. È infatti a scuola che si possono creare le occasioni di relazione e con esse la consapevolezza di appartenenza ad un gruppo e la possibilità di costruire rapporti di amicizia da coltivare anche fuori dall'ambito scolastico. È a scuola che si creano situazioni che rendono possibile o meno lo sviluppo e il potenziamento dell'autostima, l'acquisizione o meno di diverse competenze nell'ambito dell'autonomia personale e sociale. Il percorso scolastico, pertanto, rappresenta un momento importante per la costruzione e lo sviluppo della persona. Ciò posto, secondo quanto definito nella nota del Servizio 7, protocollo 17.194 del 2 maggio del 23, si rassicurano gli onorevoli interroganti che il timore espresso con l'interrogazione numero 444 per una eventuale compressione del diritto spettante agli alunni con disabilità di usufruire in compresenza di figure sovrapponibili e non interscambiabili non risponde al volere di questo assessorato e dipartimento. Con la suddetta nota si è voluto sottolineare di attenzionare meglio i progetti riguardanti la disposizione delle figure professionali impiegate necessarie a una migliore inclusione scolastica, una buona programmazione di condivisione di obiettivi, strategie da parte dell'equipe o della rete scolastica che si occupa dell'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità deve tenere conto della qualità, delle sinergie e del collegamento degli interventi in favore del soggetto fragile e non considerare, come talvolta accade, assegnazione di ore di assistenza non confacenti alle reali esigenze dello studente fragile. In merito al quesito posto dagli interroganti sempre al punto 1, in quanto per determinati utenti fragili potrebbe essere necessario l'impiego contestuale di diverse figure professionali con competenze specifiche ma non sovrapponibili e interscambiabili, si rappresenta che con la suddetta circolare il Dipartimento ha voluto sottolineare che le ore di sostegno e le ore di assistenza ASACOM devono essere stabilite ai sensi delle linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie
e della classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, secondo definizione dell'OMS, emanate dal Ministro della Salute in attuazione degli articoli 5 e 6 del Decreto-legge 66 del 2017, come modificato nel Decreto-legge 96 del 2019, nella sua composizione completa, che comprende anche le figure professionali dell'unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, articolo 5,3, Decreto-legge 66 del 17, cioè il neuropsichiatra infantile o altro specialista, al fine di redigere il profilo di funzionamento, documento propedeutico e necessario alla predisposizione del piano educativo individualizzato e del progetto individuale. Relativamente al quesito 2, posto dagli interroganti, si rappresenta il concetto di accomodamento ragionevole, cui si fa riferimento nella citata circolare, è ampiamente descritto in più punti nel testo della Convenzione delle Nazioni Unite. Non si riferisce ad una limitazione del supporto dell'operatore ASACOM, ma precisa il criterio e le modalità con cui pensare gli interventi di accomodamento che, se sproporzionati, risultano futili o addirittura dannosi. A tal uopo si riporta un esempio descritto in più riviste scientifiche in cui si paragonano gli interventi di accomodamento ragionevole con onere sproporzionato o eccessivo ad una terapia medica che in certe condizioni può risultare sproporzionata e quindi diventare una forma di accanimento terapeutico. Allo stesso modo, nell'ambito scolastico e sociale esistono azioni di accomodamento che, se fuori proporzione, risultano futili o addirittura dannosi per il contesto o per i soggetti fragili. Pertanto, la paventata criticità espressa nell'interrogazione sulla considerazione che l'accomodamento ragionevole nel PEI potrebbe rilevarsi un criterio altamente restrittivo sull'efficienza del servizio, si vuole rassicurare che la suddetta circolare ha lo scopo di sollecitare la rete scolastica di assegnare le ore di assistenza e di sostegno adeguate, tali da non arrecare nocumento agli alunni nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione, nel rispetto del principio dell'autodeterminazione. Come amministrazione siamo in prima linea, insieme all'assessorato all'istruzione, all'ufficio scolastico regionale, al garante regionale per la disabilità e al garante dell'infanzia, nell'affrontare le tematiche dell'inclusione scolastica e nel costruire le nuove procedure affinché il PEI possa essere redatto secondo quanto previsto dalla nuova normativa e con una visione basata non come finora si è fatto, secondo un modello medico che guardava la persona con condizioni di disabilità con un minorato fisico o psichico, ma sul modello biopsicosociale che tiene conto delle competenze della persona e del contesto in cui vive. Onorevole Schillaci, prego. Grazie Presidente. Io sinceramente, Assessore, dopo aver letto la sua risposta agli uffici che le hanno fatto pervenire questa risposta, mi chiedo perché è stata emanata quella circolare. Perché sinceramente io non ne condivido, ma trovo paradossale quella circolare, perché lei nel modo di rispondere a questa interrogazione non ha fatto altro che suggellare la compresenza, la necessità delle due figure che non sono interscambiabili, quindi non si capisce questo famoso accomodamento ragionevole. Tra l'altro viene paragonato ad diciamo degli studi di tipo scientifici dove l'accomodamento ragionevole viene applicato nelle terapie mediche che, sono d'accordo con lei, possono risultare futili o addirittura risultare un accanimento terapeutico, ma questo paragone non si calza con questo caso assolutamente, anche perché
le ore che vengono destinate all'ASACOM o al sostegno vengono stabilite da un lavoro puntuale, adeguato, che segue delle norme specifiche, fatto dal gruppo di lavoro all'interno dei plessi scolastici in collaborazione con le ASP, quindi dove lì vengono stabilite l'utilizzo del sostegno o dell'ASACOM lì ogni qualvolta servono queste figure specifiche. Quindi mi creda, Assessore, io non capisco la natura e l'obiettivo di questa circolare che è stata emanata dal Servizio 7, se non per mandare in assoluta confusione il settore. Quindi io a questo punto non dico che sono parzialmente insoddisfatta, perché ritengo che la circolare non doveva essere emanata proprio. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. Onorevole Schillaci, perché non va a convocare una commissione dove convoca chi ha scritto la circolare e chiede chiarimenti al dirigente? Che l'assessore ha risposto in modo puntuale, però c'è qualcosa che non va. È puntuale, però mi sembra che bisogna chiarire, perché c'è una disparità tra l'articolo 1 e l'articolo 3, non si sa, e anche per mancanza di fondi qualcosa. Perciò io penso che è più giusto fare una commissione, chiedere una commissione all'interno della quinta e invitare oltre l'assessore anche il dirigente che l'ha scritta. Ok? Allora, interrogazione numero 48, un attimo, interpellanza, allora un attimo, subito, perché... Allora, intendimenti del Governo in merito all'attuazione di misure urgenti volte alla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Interpellanza 48, l'onorevole Venezia. Si riscontra l'interpellanza con cui si chiedono notizie in merito agli intendimenti del Governo sull'attuazione di misure urgenti volte alla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni di calore. L'Assessorato regionale della salute, competente in relazione materie, ha istituito all'interno del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservazione epidemiologico, il DASO, e il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comitato del quale fanno parte gli organismi dell'ASP di Catania, l'INAIL Sicilia, l'ENAC di Palermo, di Catania, la Regione Siciliana con l'assessorato al lavoro, all'energia, all'agricoltura, l'autorità portuale di Palermo, le associazioni, le organizzazioni sindacali e la città metropolitana di Palermo, presso la sede regionale dell'assessorato regionale della salute a Palermo, cui si è tenuta in data 12/7/2023 un'apposita riunione per affrontare i seguenti temi: esposizione prolungata al sole dei lavori durante lo svolgimento delle attività lavorative, settori lavorativi particolarmente colpiti, misure di prevenzione e protezione da adottare e quant'altro, piani mirati della prevenzione, coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legge 215 del 21. Durante la riunione è stata ampiamente discussa la problematica esposta nella citata interpellanza, discussione che è servita come base per l'adozione delle misure per la risoluzione dei problemi di che trattasi, anche in considerazione delle progressive disposizioni nazionali emanate con il decreto legge del 28 luglio 2023 numero 98. Nelle more della legge di conversione, l'Istituto Nazionale del Lavoro, Direzione Centrale per la Tutela, la Vigilanza e la Sicurezza del Lavoro, il 13 luglio 2023 ha inviato una nota con la quale è stata richiamata l'attenzione sui profili di tutela dei lavoratori
per i rischi legati ai danni di calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell'attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori, finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio. In particolare sono state rese agli ispettori interregionali e territoriali del lavoro indicazioni per la valutazione del rischio da calore, strumenti e metodologie e la gestione del rischio e organizzazione produttiva. In data 6 settembre ultimo scorso, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha espresso parere favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge del 28 luglio 23, numero 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra gli altri ai Presidenti di Regioni e di Province autonome. Il Governo della Regione, attraverso i dipartimenti interessati, si atterrà alle direttive ministeriali emanate al riguardo. Onorevole Venezia. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore Albano. Prima abbiamo avuto modo di ascoltare la sua risposta alla nostra interpellanza, dove si fa riferimento al lavoro svolto da questo comitato che è stato istituito dalla Regione, alle varie riunioni. Lei faceva riferimento a questo incontro del 13 luglio. Noi avevamo sollecitato in piena estate di adottare un provvedimento urgente da parte del Governo, in attesa che anche il quadro normativo si rendesse più chiaro rispetto alla tematica che stiamo trattando. Tra l'altro anche diverse organizzazioni sindacali avevano espresso perplessità su quello che stava accadendo e soprattutto avevano lanciato la proposta al Presidente Schifani di emanare un'apposita ordinanza per regolamentare le ore di lavoro nelle ore più calde per alcune categorie di lavoratori. Sapendo che in Sicilia, per citare alcuni dati, 112.000 lavoratori operano solo nel comparto agricolo e quasi 100.000 lavoratori operano nell'ambito delle costruzioni. E abbiamo constatato con i nostri occhi come questi lavoratori nelle giornate, nelle settimane di caldo intenso abbiano particolarmente patito le ondate di calore e il caldo e hanno lavorato soprattutto nelle campagne in condizioni non assolutamente disumane e poco dignitose per un paese civile. Diversi datori di lavoro hanno sospeso le attività lavorative, ma ci saremmo aspettati anche un provvedimento da parte del Presidente Schifani, poiché anche altre regioni dell'Italia, come la Puglia, la Campania, hanno emanato in quel contesto emergenziale degli appositi provvedimenti. Noi auspichiamo che ci possa essere un'attenzione maggiore da parte del Governo, soprattutto nelle tempistiche, e crediamo sia opportuno che, questo lavoro che è stato svolto dal Comitato che è stato istituito proprio su questi temi, non si occupi solo di capire come funziona e come declinare nel nostro contesto regionale il quadro normativo, ma predisponga degli atti che il Governo, in particolare il Presidente Schifani, possano adottare nei tempi stabiliti dal quadro anche climatico che abbiamo visto quest'estate. Per cui, alla luce anche del fatto che, nonostante avevamo chiesto con forza anche sulla stampa, nonostante le forze sindacali avevano chiesto un intervento urgente al Presidente Schifani, nonostante
noi stessi abbiamo presentato come gruppo parlamentare questa interpellanza per sollecitare il Governo immediatamente ad adottare un'ordinanza urgente, la stessa non è stata prodotta e quindi noi ci rammarichiamo di tutto ciò e non possiamo esprimere assolutamente che un giudizio negativo sul comportamento del Governo rispetto a questo caso specifico, per cui non ci riteniamo soddisfatti dalla risposta che ci è stata fornita. Grazie. Grazie onorevole Venezia. Ha chiesto di parlare l'onorevole Burtone. Ai sensi del regolamento 83, penso ai sensi dell'83. Sull'ordine dei lavori. Presidente, ieri in aula è stato deciso di rinviare il disegno di legge che riguarda il recepimento della legge nuova sugli appalti. Stamani è stato fatto un ulteriore approfondimento in Commissione. Non c'è dubbio, bisogna avere consapevolezza dell'importanza del provvedimento, però è chiaro che è anche necessaria un'accelerazione nell'approvazione. Perché? Perché nella nostra regione abbiamo bisogno di metterci in linea con il resto del Paese e tenere fermi due obiettivi sulla legge che riguarda gli appalti: la necessità di ribadire il rigore e quindi legalità e nel contempo procedere lungo il solco dell'accelerazione delle procedure. Dico questo perché tutti noi abbiamo discusso della norma, collegandola però anche ai finanziamenti che sono stati disposti in questi mesi, nei mesi scorsi, da parte del Governo nazionale e dall'Unione Europea. Prima dell'insediamento però del Governo Meloni, perché quando abbiamo questo nuovo governo c'è stata una gelata. Abbiamo saputo che per bocca del ministro Fitto che i finanziamenti per PNRR sono stati di fatto bloccati, anzi si è accennato ad ipotesi di spostamenti, di revoche, di cambiamenti, di sostituzione con altre fonti finanziarie. Ora, tutto possiamo permetterci in Sicilia, Assessore, tranne la confusione, i punti interrogativi, le incertezze. Non siamo, soprattutto gli enti locali che debbono recepire questo percorso amministrativo, debbono procedere con le gare, con l'attuazione dei programmi. I comuni non sono club di dopolavoro, sono enti importanti. Il primo avamposto dello Stato, è la prima cellula dello Stato e quindi abbiamo necessità di avere chiarezza e di dare chiarezza ai nostri cittadini, dire come stanno le cose. Noi abbiamo più volte anche comunicato alle nostre comunità di aver ricevuto risorse, di aver ricevuto finanziamenti, rigenerazione urbana, piantumazione nelle aree in cui non c'è la presenza di alberi, interventi per centri antiviolenza, la riutilizzazione di opere e di strutture sequestrate alla mafia e utilizzazione sociale di queste strutture. Però di tutto questo non c'è più notizia. C'è buio fitto, se mi si permette, collegandolo al Ministro. Cioè noi non possiamo permetterci tutto ciò, Presidente, anche perché abbiamo la necessità, ripeto, di procedere. Ci sono contratti, ci sono impegni, ci sono procedure che sono state esplicitate, vengono interrotte, lo si dica. Ora, l'invito che io faccio, lo faccio attraverso l'assessore Albano che è qui presente, è quello di chiedere al Presidente della Regione di fare il punto, di andare a discutere a livello romano con il governo, che non è un governo amico, perché così è stato presentato
con enfasi nei mesi scorsi, con questo governo andare a discutere come stanno le cose. Ora, io non voglio riprendere il passato, ma ricordo quando c'era il governo Draghi si diceva che c'era un finanziamento e quel finanziamento veniva predisposto. Non c'era andare avanti e poi tornare indietro. E questa è la considerazione che voglio fare. È necessaria una definitiva risoluzione di quelli che sono i contenziosi che si stanno aprendo, perché c'è l'obiettivo che si deve perseguire è quello di indicare con chiarezza quali sono i finanziamenti, se questi finanziamenti sono ancora mantenuti, se c'è una sostituzione, oppure si dica con chiarezza che quell'opera non è più finanziata. La chiarezza, l'onestà del rapporto con i cittadini bisogna mantenerlo. Grazie onorevole Burtone. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gilistro. Grazie Presidente, grazie colleghi, grazie Assessore di essere qui con noi, lei è sempre presente e questa è una dimostrazione d'affetto nei nostri confronti, questo è un onore averla sempre qui. Un plauso. Ieri in Commissione Sanità un ringraziamento a tutti, al Movimento 5 Stelle con l'onorevole De Luca che ha presentato un progetto che riguarda la SMA, la sindrome muscolare, l'atrofia muscolare spinale, che è un momento storico, credo, e quindi credo che oggi vada detto in aula questa cosa, perché è veramente un momento storico, ma soprattutto a nome di tutte le forze politiche. Questo è fondamentale, sia dell'opposizione che del governo. Per chi non lo sapesse, l'atrofia muscolare spinale, questi bambini fino ad oggi e fino a ieri, prima della terapia genica, o morivano nei primi mesi di vita o nel caso, e in questo caso è molto importante, di una diagnosi non precoce, perché questa diagnosi viene fatta in genere verso i 6-7 mesi, con una impossibilità di restituzio ad integrum della problematica neuronale e muscolare. Quindi questi bambini restavano nella sedia a rotelle. Oggi abbiamo la possibilità, e lo gridiamo perché questa Commissione ieri ha accettato con grande entusiasmo questa legge che potrà permettere a questi bambini non solo di non morire, di avere una lunga aspettativa di vita, ma quello che è più importante, un'aspettativa di vita normale. Questo è epocale secondo me e va detto e va gridato in questo momento in aula. Tutte le forze hanno fatto questo, quindi grazie a tutti quanti. Poi Assessore, l'onorevole Laverdera poco fa parlava di crack. Dovremmo fare molta più comunicazione. La gente, le persone, le famiglie non sanno neanche di che cosa stiamo parlando spesso. Quindi c'è uno scollamento fra quello che sono le istituzioni e quella che è la comunicazione per fare realmente la prevenzione. Lei sa che io mi occupo soprattutto di prevenzione. La prevenzione prima di tutto. Questo vale per qualunque tipo di dipendenza. E non abbiamo solo la dipendenza dal crack, dall'alcol e da altre sostanze stupefacenti, abbiamo una dipendenza strisciante, che oggi ce la troviamo strisciare dentro i nostri smartphone, dentro i nostri tablet, dentro i nostri computer. Quella è anche una dipendenza pericolosissima e come la possiamo combattere? Ha detto anche l'onorevole poco fa parlando di aumenti di suicidio, aumenti di depressione, disagio giovanile e queste dipendenze provocano questa situazione. Quindi prima di tutto prevenzione. La prevenzione ha due parole importanti: genitorialità, quindi ci dobbiamo battere soprattutto nei genitori e soprattutto per fare prevenzione dentro le scuole. Quindi Assessore è proprio lei che si occupa di questo. Le ho messo tutta la mia disponibilità affinché queste situazioni, il genitore, le famiglie sono confuse
non sanno cosa fare, litigano con i ragazzi che stanno 8, 10, 12 ore al giorno nei loro smartphone chiusi in questa prigionia, chiamiamola, è una prigionia vera e non sanno come risolvere, anzi è un motivo di conflitto fra genitori e figli. Voglio chiudere qui perché, a parte questo, volevo portarlo oggi, Presidente, questa è una cosa molto importante, l'annuncio, perché tornerò su questo problema ogni volta che ci sarà aula fino a quando non avremo risolto questo problema. Il Presidente Schifani ci ha giurato, ci ha detto, ci ha promesso che si sarebbe occupato di sanità e io gli credo e noi siamo a sua disposizione perché siamo al suo fianco se lui manterrà la promessa. C'è un problema spinoso molto serio, quello dei direttori generali, lo annuncio, due liste, idonei e non idonei, promossi e non promossi. Io non l'ho mai sentito dire una cosa del genere, Presidente. Promossi e meno promossi. L'avete sentito dire mai? Idonei e meno idonei, promossi e meno promossi. Ma di che cosa stiamo parlando? O promossi o bocciati. Due liste. Allora, io qua ho fatto un approfondimento molto serio su questa problematica per una sola cosa che è importante. Direttore mi ascolti e Presidente mi ascolti. Noi stiamo rischiando, io voglio aprire gli occhi in questo momento al Governo, perché il rischio di interpretazione di questa norma è un rischio reale e vero, perché già mi giungono voci che chiunque con questa norma, con due liste, chiunque verrà promosso, verrà eletto o verrà a direttore generale, la prima cosa che succederà, ve lo sto dicendo apertamente a tutti quanti, sarà un ricorso. Ci saranno ricorsi. Cosa vuol dire ricorsi? Ricorsi significa uguale perdite di tempo. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo cristallizzare la situazione sanitaria in questo momento? Il momento in cui la sanità in questo momento non è allo sfascio, siamo solo macerie, quindi possiamo ricostruire, Assessore, lo dico a lei e lo dico all'Assessore Volo, possiamo ricostruire perché dalle macerie si costruisce meglio che ristrutturare. Allora io dico attenzione, perché se noi cadiamo in questa trappola, la trappola, il pantano, chiamiamolo così, in cui noi saremo attaccabili con i ricorsi da parte dei direttori generali, perché se si sceglie dalla lista A saranno quelli della lista B a fare ricorso, ma anche se si sceglieste dalla lista B saranno quelli della lista A fare ricorso. E cosa stiamo facendo? Vogliamo favorire qualcuno? Non lo so, io mi chiedo, è un punto interrogativo. Attenzione Governo. Grazie, onorevole perché se cristallizziamo la situazione significa rimanere nello status quo in questo momento non per mesi, anche per anni, facendo la catastrofe della sanità siciliana. E questo io lo impedirò. Perché se succederà questo, Presidente, chiudo, se succederà questo, io ogni settimana lo ricorderò quello che ho detto oggi. Lo ricorderò. Perché se succederà questo significa che era una catastrofe decisa e annunciata. Onorevole, la ringrazio, il tempo, però volevo rispondere non perché non c'è il Presidente Schifani, ma il Presidente sicuramente sceglierà tra i migliori, le professionalità migliori, perciò eviteremo di fare ricorsi, perché il Presidente Schifani è molto attento su questo, perciò speriamo bene che lui non avrà motivo di vigilare. Già ha vigilato adesso perché lo sta chiamando in causa dicendo scelgo i migliori. Grazie onorevole. Ha chiesto la parola l'onorevole Campo. Grazie Presidente, Assessore e colleghi deputati. Ieri sono intervenuta in merito alla questione dell'AST. È stato interdetto il diritto alla mobilità ai siciliani, interrompendo un pubblico servizio per 5 giorni per trasportare i migranti da Lampedusa ad altri centri di prima accoglienza. Ora io intervengo, Assessore, perché si è cercato di far passare un messaggio distorto e in particolare l'assessore Ricò
ma ci ha provato anche l'assessore Sammartino qua in aula a far passare il messaggio che noi del Movimento 5 Stelle e gli esponenti del Partito Democratico, perché su questo argomento è intervenuto anche l'onorevole Anthony Barbagallo, non sono abbastanza sensibili nei confronti del tema dei migranti, tanto da denunciare e di non essere comprensivi nel fatto che è stato interrotto questo pubblico servizio. Vede, Assessore, qua non è questione di comprensione. Vorrei ricordare a tutti che non eravamo noi a gridare mandateli a casa, non eravamo noi a utilizzare frasi idiote come blocco navale o ancora noi non ci opporremo a questa sostituzione etnica. No, non eravamo neanche noi, Presidente, quelli che negli slogan e nei cartelli pubblicitari scrivevano siamo pronti. E no, quella era Giorgia Meloni, che pensava di essere pronta a cacciare i migranti e in realtà non è stata né pronta né capace. E adesso questi migranti da Lampedusa sono stati spostati in fretta e furia con delle navi militari, ma se si poteva utilizzare gli stessi barconi con cui sono arrivati si sarebbero usati pure. Sono stati spostati in altri centri, da hotspot a hotspot, e poi sono stati spostati con i mezzi dell'AST. È tutto semplicemente per ripulire Lampedusa, perché stava arrivando la Meloni, stava arrivando il Presidente della Commissione europea. Mi ha dato questa azione l'impressione come quando il Duce faceva spostare di paese in paese i cannoni e i carri armati, sa? Per riempire l'ego dello stesso dittatore e per infondere fiducia alla popolazione. Perché questo è stato fatto, perché i migranti dopo 72 ore vanno spostati in centri di seconda accoglienza. Sono persone che fuggono dalla miseria, dallo sfruttamento, dalle guerre, quelle stesse guerre di cui purtroppo spesso noi siamo paesi causa di queste guerre, noi paesi occidentali. Ebbene, c'è anche da parte del governatore, oltre a fare passerelle, un atteggiamento schizofrenico, perché adesso si chiede ausilio all'Europa, eppure lei è in dialogo con quella stessa Europa che ha dei governatori di estrema destra che dicono no a qualsiasi accoglienza, come per esempio l'Ungheria di Orbán, ecco, per fare giusto un esempio. Oggi il nostro Presidente Conte è a Lampedusa e questa non è una passerella come quella che c'è stata l'altro ieri, che è durata 10 minuti e che è servita, il ministro Meloni forse pensava di utilizzare questa passerella di 10 minuti per metterci la faccia, ma è servita esclusivamente a fargliela perdere la faccia, perché i cittadini di Lampedusa lo hanno capito e hanno protestato e hanno gridato a gran voce e hanno fatto bene. E noi continueremo a dire no a questa situazione e non si venga a dire da parte di questo governo di non denunciare un disservizio, perché non è creando un'emergenza che si risolve un'emergenza grande come questa. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto la parola l'onorevole Campo. Ha chiesto la parola l'onorevole Schillaci. Grazie Presidente, io approfitto della presenza dell'assessore Albano per sollecitarle un'azione. Io ho ascoltato le sue dichiarazioni in merito agli studenti con disabilità, ma non dobbiamo cantare vittoria sol perché sono stati stanziati ulteriori 5 milioni per gli ASACOM e 1 milione per l'assistente igienico personale.
perché sappiamo bene che queste somme non saranno assolutamente sufficienti. E quello che io chiedo all'assessore è uno sforzo maggiore, non solo nell'accaparramento delle risorse e quindi nello stanziamento per il servizio. Quello che le chiedo, infatti depositerò una mozione a tal riguardo, è per stabilire un unico capitolo per la disabilità nelle scuole in proporzione al fabbisogno. Noi non dobbiamo ingenerare una guerra fra poveri o una guerra fra persone fragili, noi dobbiamo garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti disabili e per questo le chiedo anche di tenere in considerazione una riforma sul settore che il Movimento 5 Stelle ha depositato nella scorsa legislatura e anche in questa, che fa ordine nel settore e soprattutto garantisce un'omogenizzazione di tutto il territorio regionale. Continuamente sentiamo lamentele da più comuni a seconda di come viene gestito il servizio o a seconda delle risorse che ci sono in campo. Noi dobbiamo omogenizzare il territorio e soprattutto garantire che gli studenti disabili siano pari agli altri studenti, quindi che iniziano la scuola dal primo giorno e che la terminano fino all'ultimo giorno. Solo così potremmo dire di avere garantito l'articolo 32 della Costituzione. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. Allora, l'Aula viene convocata per martedì giorno 26 alle ore 15. La seduta in seguito all'ordine del giorno. La seduta è chiusa.